Ultime direttive, ultimi controlli del signor Taglieri. Stiamo per partire, si comincia. Parte la serata sul campo 1 della Crazy League, mentre gli over 35 stanno già dando vita da un po' alla prima sfida sul campo 2. È già partita anche la Crazy Basket. Ci sarà anche il volley in questa lunga serata di sport a Borgo San Sergio. Subito Lattè dentro il buon corridoio. Prima occasione dopo 15 secondi. Calcia però un po' sballato Ciarmatore in velocità. Di Donato riferimento offensivo avanzato per l'Excalibur. Là davanti invece Zugna nel Panevino San Daniele. Si è salvato comunque con un bel riflesso Alessandro Merola. Adesso anticipo secco per Excalibur da parte di Boris Milic. Poi va a lottare però efficacemente su questo pallone Andrea Crevatin che si invola sulla destra. Grande idea, arriva Giuressi col sinistro. Anzi vedo col numero 14 Gabriele La Pasquala. Sono due numeri 14 nella distinta della squadra arancio. Direi che è Giuressi che ha provato col piattone. E adesso Andrea Crevatin si fa rubare il pallone da Ciarmatore. Niente da fare questa iniziativa del Panevino. Ancora Messina subito allunga la manovra dei suoi. Ci prova ancora Ciarmatore. Già 2 volte al tiro in 3 minuti. Qui più preciso del tentativo precedente. Fuori comunque anche stavolta, seppur di poco. Buon recupero di Fichera che parte estremamente in difesa questo primo tempo. Prova ad impostare lui, attenzione alla Lattè che con un guizzo per poco non supera il portiere. L'azione è ancora buona. Tocco per Di Donato, bellissima la sponda, posizione defilata, si salva col corpo Alessandro Merola. Dormitina qui di Fichera che viene ripreso dai compagni della difesa. Se l'è presa un po' troppo comoda il numero 17 Arancio. Adesso lui a guardarsi dall'azione di Lattè che va a calciare e sfiora il bersaglio grosso. Andato quasi cercando il contrasto, per poco non arriva un tiro sul secondo palo imprendibile. Quinto minuto. Excalibur più decisa in attacco. Zolli a orizzontale. Chiama palla a Lattè dalla parte opposta, viene servito invece Ciarmatore con una bella sovrapposizione. Ancora il numero 5, ci prova da posizione defilata. Anche qui solo uno spavento per Panevino e San Daniele. Prende le misure Excalibur, sempre più vicina al gol del vantaggio. E rimane in avanti però la formazione in maglia blu. Questa rimessa lunghissima verso Di Donato, dimenticato dagli avversari sul secondo palo. Ancora molto ben piazzato Merola. Adesso occhio a Zugna che riesce a controllare. Spazio per il destro, ci prova, deviazione. Ciarmatore, equilibrio precario. Poi Andrea Crevatin. C'è il buon anticipo e la grande copertura però di Dolcetti su Boris Milic. Sbaglia poi qui Merola. Serve Di Donato inavvertitamente. Doppio passo, fa sedere un avversario. Bravissimo Merola qui. Grande giocata di Donato in fase di preparazione. Merola chiede scusa ai compagni per l'errato rinvio, ma poi insomma si è rifatto con gli interessi. E adesso il rinvio ancora lungo di Merola. Braini con un urlaccio scansa Ciarmatore. Poi sponda di Donato. Lattè in mezzo a due, Fichera lo ferma in aiuto con Zugna. Poi Giuressi rischia e la porta via, allora il numero 10 che scappa via. Arriva sull'uscita del portiere destro. Chiuso troppo per un pelo. È già la terza quarta situazione di una certa pericolosità creata da Excalibur. Qui 10° minuto, ha una spanna dal vantaggio i blu. E poi Zolli è in anticipo. Fugge via sulla fascia, prova a partire, cambia campo benissimo per Milic. Sponda dentro per Lattè, il controllo è discreto, possesso ancora buono. Costretto a retrocedere per Milic che prova lo spazio per il sinistro. Ancora la palla che esce di poco. Sono tantine però le occasioni create da Excalibur, che va sempre vicina al bersaglio grosso, ma per ora non se ne fa nulla.
Domani, ricordiamo al pubblico, ci sarà una pausa, si ripartirà domenica con le semifinali Crese Cup qui sul campo 1 a partire dalle 21 e con i quarti di finale Crese Over 35, qui serata da non perdere. Adesso Latte, tocca a Fichera, poi Zolia subito col destro, Di Donato quasi stoppa, poi c'è ancora Latte, l'uscita del portiere, arriva Fichera che prova a salvare, pallone che sarebbe finito lo stesso in porta, e l'ultimo tocco però è del numero 17 in maglia arancio. 1-0 Excalibur, 12° minuto. Bravo il numero 10 in maglia blu comunque a disturbare il disimpegno, ad andarsene via. Intanto entra Mantese, sarà lui ad andare centrale in difesa, almeno questa di solito è la posizione, invece no, si defila subito un po' a destra. E nuovamente Mantese, orizzontale per Dolcetti che restituisce palla, c'è un po' di spazio, occhio perché ha un bolide mica male Mantese, invece un pallone sul secondo palo perfetto per Giuressi. Incerto Messina nel battezzare la traiettoria, in ritardo Zolia, Giuressi forse per paura dell'intervento del portiere o del difensore gira un po' la testa e non impatta a dovere da pochissimi passi. Grande occasione, forse la prima vera palla gol seria creata dagli Arancio, che adesso però devono difendersi dall'arrivo di Milic a tutta forza, che però sbaglia il passaggio per Di Donato. Allora Zugna col destro, ancora lui, appena un attimo di spazio calcia subito, inizia a prendere le misure anche Panevino e San Daniele quasi al 15°. Fichera subito Latte, perde un brutto pallone Fichera con la punta del piede di Donato, anticipa la conclusione. Non un grande quarto d'ora per il numero 17 Arancio, che ci ha abituato ad altre prestazioni. Adesso Zolia, rimessa lunghissima per Di Donato, lo pesca perfettamente, grande girata. Il disappunto del bomber di Excalibur che non riesce al momento a centrare la porta. E per uno che di gol ne fa a valanga, soprattutto in questi tornei, insomma, la cosa non può far piacere. Che comunque anche tra i non tesserati a giocatori, giusto per citare Di Donato, insomma, che possono far male in qualsiasi momento. Eccolo qua chiamato in causa. Ancora Di Donato, si gira col sinistro ed eccolo qui il movimento classico dell'attaccante di Excalibur. Ha preso le misure per una quindicina di minuti, provandoci col destro, col sinistro, al volo, da terra, in girata. E adesso è arrivato il successo personale per lui. 21:30 sul cronometro, 2-0 Excalibur. Adesso la reazione di Panevino e San Daniele, che avrebbe bisogno almeno di un golletto prima dell'intervallo, con Braini, Milic e anche Ciarmatore sempre molto concentrato. Adesso il rimpallo che favorisce però Zugna, abbiamo fatto una guffata clamorosa e Zugna però non ne approfitta. Altra occasione piuttosto ghiotta questa. Sembrava essere sul pallone Braini, che invece ha perso l'equilibrio. Poi Di Donato ha visto l'inserimento di Milic. Il pallone non passa. Alan Crevatin. 1-2 con Andrea Crevatin, qui un po' leggero. Allora Latte recupera, gran palla per Ciarmatore che prova il pallonetto. Soluzione piuttosto sofisticata, difficile, con Merola che era arrivato a 2 passi dall'avversario. Palla alta, allargano le braccia sulla panchina di Excalibur, mentre Panevino dimostra un certo nervosismo. Adesso la Pasquala con grande generosità taglia da una parte all'altra del campo, viene pescato da Mantese. Ciarmatore e Milic su di lui, riesce a sfuggire in mezzo a due, poi prova la frenata. Nello slancio finisce con la mano sul pallone, ma prima ha subito una carica. Bellissimo l'1-2 di Zugna, la Pasquala, pallone che resta lì, doppio guizzo di Messina, ancora la Pasquala. 4 tiri in pratica in 3 secondi.
Può essere una parziale riscossa questa per Panevino e San Daniele. Certo che se Messina ha questi riflessi da gatto per tutta la partita diventa un po' complicato. Davvero balzo felino sulla prima respinta. Adesso occhio a Di Donato che riesce a mettere giù una palla difficile. Poi la serie di finte, cerca di andarsene via il diretto avversario. Arriva anche Mantese in raddoppio, gran palla dentro, Latte e gol del 3-0. Gol di Latte, ma di fatto possiamo dire tranquillamente gol di Elvio Di Donato, che ha fatto di tutto e di più sul tentativo di fermarlo di Dolcetti. Serie di finte, grande aggancio, palla dentro, Latte spinge in rete, 3-0. Un po' una beffa per Panevino, che almeno un golletto lo meriterebbe per quanto prodotto dalle parti di Messina, ma questo è il pallone. Milic, c'è Braini su di lui, pallone per lui, fischia l'arbitro, 26:20 sul cronometro, insomma un minutino abbondante. È passivo pesante per Panevino e San Daniele, però partiti meglio gli Excalibur. Panevino si è un po' ripresa ma non ha segnato. Excalibur 2 volte con Latte e una volta con Di Donato. Per il momento ipoteca i quarti di finale, ma nel calcio tutto può succedere. Allora pronto Taglieri che fischia il secondo tempo di questo primo ottavo di finale della serata Crese League, a seguire Delise Style contro Trinacria, a chiudere il quadro di quelle che saranno poi le qualificate ai quarti di finale. 25 minuti per Panevino e San Daniele di speranza. C'è bisogno di un altro passo però per recuperare 3 reti ad Excalibur, ora in possesso palla. In rete 2 volte con Latte, inframmezzata dalla consueta girata vincente di Di Donato. Subito la Pasquala, suona la carica per i suoi, calcia però in equilibrio precario e quindi sballato. Mantese scansa, Andrea Crevatin si occupa lui della rimessa, la Pasquala ancora per Mantese, buona l'idea dentro, poi Fichera sulla palla vagante, recupera, resiste a una carica, ancora la Pasquala a rientrare, c'è il gol del 3-1, colpetto di biliardo col sinistro, una rapidità di esecuzione veramente fulminea, niente da fare per Messina. 1 minuto e 40 sul cronometro del secondo tempo, accorcia le distanze Panevino e San Daniele. E già ieri abbiamo assistito a qualche rimonta veramente clamorosa. Alan Crevatin e Fichera, rimane solo Braini sul punto di battuta. Parte la sua rincorsa, il destro è un bolide però contro il muro, ancora Braini col sinistro, mamma mia! Quello che si dice il gol della domenica di solito, che roba! Non l'avrebbe presa neanche Buffon, neanche Neuer, nessuno. Proiettile mancino che svernicia l'incrocio dei pali, golasso veramente di Braini, se la ride, bene, a ben donde. C'è del sarcasmo in tribuna, ma chiaramente insomma dopo un gol del genere. C'è Armatore, c'è Zolia qui a sinistra, tocco invece corto, quasi troppo, infatti costringe all'errore Cafexolli. Andrea Crevatin, Sabacchi lo disturba, pallone per Mantese, si fa vedere centrale la Pasquala, Fichera taglia davanti a lui, ancora la Pasquala, tiro sporcato, credo da Ciarmatore, fuori di un soffio. Calcio d'angolo Panevino e San Daniele, 5,5 abbondanti, quasi 6 sul cronometro, 4-1 per Excalibur. Che ha subito ristabilito le distanze, la Pasquala! Che parata di Messina. Nel primo tempo un paio di guizzi veramente felini, anche qua riflesso straordinario. Ancora la Pasquala che sguscia in anticipo. Rimessa tesa e lunghissima di Zolia, spazio per Di Donato, si salva Merola stavolta alla grande, poi Cafexolli prova il controbalzo di prima intenzione. Arriva un po' col passo lungo, costretto ad accelerare il tiro e si impenna. Adesso attenzione a questo disimpegno, dormita del Panevino e San Daniele, Cafexolli scheggia il palo. Si è un po' smarrita la squadra in maglia arancio dopo quel gol meraviglioso di Braini.
Sinistro estemporaneo che però è finito come un proiettile all'incrocio. Insomma, aveva appena fatto il 3-1 la Pasquala. Ora Sabaki in sacrificio va a fermare Alan Crevatin. Di Donato, palo clamoroso, ancora la possibilità. Sombrero di Donato, pallonetto verso Sabaki, troppo corto. Barcolla ma non molla Panevino e San Daniele, che adesso prova a riproporsi, però sporcato da Ciarmatore questo assist di Fichera. C'è il fischio di Taglieri, addirittura 4 con Fichera e Braini davanti a Messina. Parte Mantese col destro, lo piazza Messina, la respinge corta, salvato da Braini in calcio d'angolo. Pensavamo al siluro, ha scelto invece la precisione col piatto. Adesso ancora la palla per Mantese che si coordina alla grandissima. Pallone che scende un pelo tardi. Meritava miglior sorte questo destro al volo. E si salva quindi Excalibur da questa doppia possibilità. Va subito lungo da Sabaki, grande aggancio di Sabaki, nonostante il pressing di Dolcetti. E poi il destro si alza sopra la traversa. Cambi per Excalibur, anche per Panevino e San Daniele. Esce Andrea Crevatin da una parte. Non passa questo tiro. Adesso Kociancic, Fichera. Anche un bel pizzico di sfortuna però, perché si gira defilato ma vicinissimo ai pali. La palla che attraversa tutta la porta e finisce fuori di là. Occorre anche un po' di idea bendata dalla propria parte, insomma. È pronto Messina al rinvio quando entriamo nel 15° minuto. È situazione veramente in salita ripida per Panevino e San Daniele, sotto ancora di 3 gol. Ci prova la Pasquala a suonare la carica. Va duro su un contrasto, destro a giro, pallone che gira però troppo poco per sua sfortuna. Altra giocata caparbia e di qualità. Pallone però l'effetto lo prende un po' tardi. Parte Mantese, il suo destro è un bolide che Messina respinge, anzi no, la tiene lì. Bravissimo il portiere davvero di Excalibur, prestazione quasi perfetta la sua. Difficile anche tenerla lì questa palla. Nuovamente di Donato, in incontro Farelli che smorza di petto. Finta su Tarlau, c'è anche la Pasquala, smistato all'indietro questa sfera. Milic, limite dell'area, tocco dentro per Di Donato, grande palla di ritorno, arriva però decisiva la chiusura di Dolcetti. Finta di Cafexolli che si lancia sulla destra, vuole il tiro anziché l'assist. Si salva Merola, riparte Zugna. Va a puntare Braini, Zugna, pallonetto verso la Pasquala. Costretto a retrocedere ma con un gran guizzo recupera palla, poi Tarlau, Cafexolli lo ferma. Sale Dolcetti. La Pasquala. Ora Zugna, chiude l'1-2. La Pasquala, secondo palo, gran palla, prova Mantese di testa. Non riesce a trovare la porta, grande idea di La Pasquala, comunque di prima intenzione. Inizia a mancare pocchetto però per gli arancio di Panevino e San Daniele, 4,5 più recupero. Si vuole accendere un po' di più la fiammella di speranza di qualificazione ai quarti Crese League. Mantese qui un bolide verso la Pasquala che non riesce a controllare. Accelera Sabaki. Si fa vedere dentro l'area di rigore Milic che porta via l'uomo. Tocco all'indietro di Donato. Che parata di Merola. Mamma mia. Anche questa ha emulato più che degnamente il collega Messina. Intervento di grande riflesso questo. Sale in avanti Kociancic, preso in consegna da Farelli davanti a Messina. Pallone invece è corto per la Pasquala. Ancora di ritorno per Zugna, il destro. La palla che anche qua non gira abbastanza. Applausi della panchina di Panevino e San Daniele. Manca sempre un pizzico di precisione in più. E adesso viene lasciato libero di avanzare Milic. C'è libertà anche per Di Donato. Scarico per Cafexolli. Altro palo.
È certo che il palo alla sinistra di Merola è stato deformato praticamente stasera, già il terzo. Ora errore nel disimpegno per gli arancio, Milic recupera. Sembra aver mollato un pochino la presa Panevino, che adesso inizia a crederci anche meno a questa rimonta. Volendo tutto può ancora succedere, ma insomma prova a salire adesso col sinistro e forse adesso non può succedere tanto altro. Arriva il gol del 5-1 realizzato da Farelli, mezzo esterno di sinistro che scappa sul primo palo, finisce nel 7. Rientra intanto Alan Crevati nel posto di Mantese e Latte per Di Donato. 23esimo minuto, gioco partita incontro, poco ci manca. Allora prende palla Milic, breve interruzione perché stavamo perdendo lo strumento che serve per parlare. Adesso Braini se ne va di forza, vincendo un paio di rimpalli. C'è ancora lavoro per Merola, autore anche lui comunque di 3-4 parate, niente male davvero. Latte. Pallone sul secondo palo, morbido per Boris Milic. Non riesce però a trovare l'impatto per la girata. Ambiziosa l'idea ma senza precisione, quindi niente da fare. La Pasquala dentro per Zugna che chiude l'1-2. Ancora la Pasquala col destro, Messina nuovamente. Baluardo quasi insuperabile. Una grande giocata nello stretto di La Pasquala, la posizione defilata, ha bucato Messina che per il resto è stato veramente impeccabile. Si fa dare la palla a Taglieri e dice che può bastare così. Il penultimo ottavo di finale Crese League di questa rassegna, di questo turno eliminazione diretta. Sorride e come ad Excalibur che vince 5-1 contro Panevino e San Daniele. Nel primo tempo, due volte Latte e una volta Di Donato. In apertura di ripresa La Pasquala accende un po' la speranza per gli arancio che poi subiscono quasi subito dopo la gemma di Braini che taglia le gambe alla rimonta e nel finale fissa il punteggio sul 5-1, un bel mancino con l'esterno di Farelli. Tra pochissimo Delise Style contro Trinacria, ultima gara nel programma ottavi di finale Crese League.